Il processo è stato abbastanza laborioso, nel senso che il Ministro ha ascoltato tutti, ha fatto un decreto a metà maggio, è arrivato in conversione al Senato. Io tra l'altro insieme al collega Bergesio della Lega abbiamo fatto da relatore, l'abbiamo arricchito, è entrato che aveva una dotazione finanziaria di circa 350 milioni di euro e siamo usciti con oltre $500 miliardi, a dimostrazione di un grande lavoro anche parlamentare, ma a dimostrazione di un continuo impegno di questo governo anche economico. Questo è il governo che in 24 mesi più risorse ha destinato all'agricoltura, quasi 9 miliardi, $500 miliardi appunto solo nell'ultimo decreto agricoltura. Ci auguriamo con questo, pensiamo con questo di risolvere tutti i mali dell'agricoltura? No, però possiamo dire con assoluta certezza che finalmente gli agricoltori hanno un ministro e un governo al loro fianco, questo sì. Gli interventi più importanti sono sempre il sostegno al reddito. La PAC nasceva appunto per sostenere il reddito e garantire l'approvvigionamento a tutta l'Europa. Poi è cambiata, non è più così, oggi fanno più fatica a sostenere il reddito. Quanto alla biodiversità zootecnica, in questo provvedimento ci sono 4 milioni per supportare le razze zootecniche bovine locali. Penso alla burlina, penso alla grigia alpina, quindi a dimostrazione di chi fa conservazione della biodiversità anche in questo provvedimento verrà tutelato. Il blocco del fotovoltaico a terra, che quello costituisce veramente una forma di tutelare non solo il paesaggio, e questo già sarebbe abbastanza, ma anche il fatto che gli agricoltori non debbano cedere i propri terreni per farci pannelli fotovoltaici, ma possono continuare a fare reddito con i propri terreni. Noi la definiamo veramente una grande norma, richiesta tra l'altro da tutti i territori, quindi anche qui abbiamo lavorato di concerto con tutti. Poi c'è la sospensione della moratoria sui mutui per quelli che hanno subito una perdita di più del 20% rispetto all'anno precedente, che qui è una boccata di ossigeno. C'è una quota parte di garanzia per gli interessi sui mutui che canta 20 milioni in 3 anni, ci sono il rinnovo della possibilità di sperimentazione delle TEA, di cui io sono molto umilmente ma il primo estensore, cioè la possibilità di fare sperimentazione in campo delle tecniche di evoluzione assistita. Aveva un termine a fine d'anno, le nostre università hanno dimostrato tanta dinamicità, quindi abbiamo prorogato il termine aspettando che l'Europa cominci a legiferare e che legiferi in maniera corretta per fare in modo che le imprese possano avere a disposizione nuove piante che meglio si adattano al cambiamento climatico, abbiano bisogno di meno fitofarmaci e anche di meno concimi. Il caporalato purtroppo è una piaga che aggredisce ovunque. Chiaro che in Veneto magari ha meno evidenza o è meno strutturato come da altre parti, ma è un fenomeno che va colpito alla radice, perché pochi delinquenti non devono inficiare il lavoro della stragrande maggioranza degli agricoltori che si spaccano la schiena e le mani per lavorare. Quindi credo che il governo debba lavorare, un problema che si trascina da oltre 20 anni, quindi non è un problema nato ieri, a cui noi abbiamo deciso di intervenire già nel decreto agricoltura con una cabina di regia che incroci finalmente i dati di tutti gli enti per capire veramente quali sono le aziende che fanno agricoltura e quali che sono quelle che fanno intermediazione magari un po' spuria di lavoro.